Buonasera amici di Fanner e benvenuti a Sport City. Oggi è il turno dell'Alitalia di provare a fermare una Goalbet finora dominatrice assoluta di questa stagione, con 7 vittorie nelle prime 7 giornate. Ce la faranno Severini e compagni o i blu cerchiati proseguiranno la loro fuga solitaria? Stiamo per scoprirlo, è Alitalia Calcio, Goalbet Calcio a 8. Devi giocare senza maglietta. Sì. Mirko. Tizia. Tizia. Sì, ma posso come no? Tutto pronto per l'inizio del match. Batterà l'Alitalia Calcio che attaccherà da destra verso sinistra in maglia verde, Goalbet in maglia azzurra da sinistra verso destra. Subito in avanti l'Alitalia. Insieme, stretti. L'Italia che deve rinunciare dietro a due dei suoi elementi più importanti. Attenzione subito a Tubani. Esce Cerqua. Cerqua che appunto va a sostituire Calcaro, il portiere titolare dell'Alitalia Calcio. Assente anche Gimelli dietro. Mentre oggi rientra Taroni con il numero 20. Tubani, capocannoniere della Goalbet, subito a cercare di creare qualche pericolo. Riparte però l'Italia con Severini, scarpa d'oro rientrata 2 giornate fa dopo la squalifica di 5 giornate ottenuta nei play-out dell'anno scorso. Morezzi. Avanza la Goalbet. Ancora Morezzi. Arrivato quest'anno dalla Bacci Immobiliare, serve Tubani. Insiste la Goalbet. Ancora Tubani in palleggio. Lo lasciano giocare e poi subisce il fallo, anzi no, lo commette. Subito il lancio dell'Alitalia, facile preda di Opara, senza numero come sua tradizione. Tubani taglia il campo, non ci arriva però il compagno. Galassi, Morezzi. Morezzi, metronomo della Goalbet. Ancora per Galassi. Galassi verso il numero 16, Stufa. Galassi che sbaglia qui l'appoggio. Rimessa laterale allora in zona avanzata per l'Alitalia. Pallone qui intercettato da Tubani. Tubani, dribbling, la sua specialità. Morezzi, Stufa. Ancora Morezzi. Attaccato con calma. Princigalli. Salta De Francesco, ancora Princigalli, entra nel rigore, la mette in mezzo, Cerqua, allontana con il piede. Ma ancora Goalbet, Morezzi, Tubani, entra nell'area di rigore e poi subisce il fallo, anzi no, secondo l'arbitro non c'è nulla, Tubani rimane a terra e protesta. Sarà calcio d'angolo Goalbet.
Primo calcio d'angolo della gara. Si occupa della battuta Galassi. Galassi col mancino, allontanato il pallone. Ancora però a Golbet. Princigalli, Morezzi prova a sorprendere il portiere con il tiro di punta, poi commette fallo. Si parte con Cerqua, poi De Francesco, il numero 28, porta il pallone. Ancora l'Italia, qui sbagliato il lancio. Riparte la Golbet. Qui però ruba il pallone l'Italia. Ancora con il numero 18 De Michele, capocannoniere della squadra con 7 gol anche per Tubani, i due leader nelle marcature per le due squadre. Con l'Italia a lungo chiama il pallone Severini, lo difende Stufa, all'attacco del numero 19 del Genio. Ancora Stufa che non vuole spazzare via il pallone, esce palla al piede, rischia qui, poi Morezzi si fida molto del suo palleggio alla Golbet, scatta Tubani, prova a mettere in difficoltà il numero 13 dell'Italia, Petrillo, Andrea Petrillo, che prende il posto di Gimelli, che è in panchina in questo momento, infortunato. Morezzi sbaglia, esce Cerqua e fa su il pallone. Severini prova a lanciare con l'esterno De Francesco. De Francesco, il pallone rimane lì, riesce a servire in mezzo del Genio. Ora Morezzi con Princigalli. Princigalli, poi interviene Galassi. Galassi trova Princigalli. Princigalli si porta il pallone sul sinistro, conclusione, rimpallata. Ancora Princigalli che non molla e recupera il pallone. Golbet che insiste, buon ritmo in questi primi minuti di gara. Galassi col sinistro e segna l'1-0 al 7° minuto del primo tempo, sblocca la partita la Golbet, il gol di Galassi. In vantaggio quindi la Golbet dopo 8 minuti di partita. La capolista è già avanti contro un'Italia che in questo momento è ottava in campionato, 11 punti. Campionato che ancora è incerto per l'Italia, che ha ottenuto buoni risultati ma anche sconfitte inaspettate. Qui la conclusione prima verso la porta di Opara. In particolare ha interrotto una striscia positiva di risultati utili con la sconfitta settimana scorsa con il Football 8. Attenzione qui all'errore. L'Italia e Opara compie il suo primo intervento. Si arrabbia Opara con i suoi, quindi disimpegno sbagliato in fase di ripartenza. Non aggancia il numero 17 Carloni. Tubani punta l'uomo, funambolo della Golbet, pallone incollato alla pianta del piede, ancora Tubani, forse tiene troppo il pallone, richiamato dai compagni. Ora Galassi
Galassi, come nell'occasione del primo gol, stavolta però è rimpallato il suo tiro. Diciamo della Golbet che finora imbattuta 7 vittorie nelle prime 7 giornate, in particolare una forza difensiva incredibile, soltanto 3 gol subiti in questo inizio di campionato. Qui non c'è fallo su Tubani, che però rimane a terra. Ancora il contrasto di Morezzi, che guadagna la rimessa laterale. Attenzione, c'è Tubani solo, sorpresa l'Italia dalla decisione dell'arbitro. Tubani davanti al portiere, calcia e prende la traversa. Grandi proteste, di fatto l'arbitro con la sua decisione aveva sorpreso la difesa di Severini. Severini che adesso calcia col destro, un bolide di Luca Severini, è la scarpa d'oro, firma l'1-1 al 10° minuto del primo tempo. E il primo gol subito da Opara dopo 3 partite in cui aveva lasciato inviolata la sua rete. Qui davvero non poteva fare nulla sulla cannonata di Severini, sempre micidiale col suo destro. Attenzione a Tubani, diciamo del destro micidiale di Severini, che l'anno scorso gli ha fatto vincere la scarpa d'oro. Ne ha dato ampia dimostrazione della sua abilità con questo tiro col destro. Risultato di 1-1 quindi. L'impressione è che non sarà una partita semplice per la Golbet. Qui c'è il fallo sull'attaccante blu cerchiato. Sul pallone c'è Morezzi, Mauro Morezzi, numero 20, acquisto arrivato dal Bacci in questa stagione. È risultato subito decisivo con la sua qualità in mezzo al campo, i suoi passaggi, i suoi tempi di gioco. Morezzi parte 2 in barriera, largo il tentativo di Mauro Morezzi. De Francesco, attaccato da Tubani, s'appoggia sul numero 13 Petrillo. Ancora l'Italia, Severini, Tubani lo contrasta. Severini, De Francesco. De Francesco. Ancora Tubani a rubare il pallone. Riparte Princigalli. Princigalli, doppio passo, salta l'avversario, punta il portiere, salta anche lui e poi sbaglia la conclusione col sinistro. Ottima l'azione di Princigalli, che poi non è riuscito a concluderla come avrebbe voluto. Di Francesco qui lungo, esce di testa il numero 6 Sterbini. Proprio Mirko Sterbini a far ripartire l'azione. Qui però c'è qualche protesta. Sterbini per Tubani, subisce il fallo di Petrillo. Grazie. Ma non sai fisca uguale. Uguale, ragazzi. La fisca bene. Come stai a fare fianco così? Tranquillo. Mirko Sterbini a far ripartire un nuovo tentativo della Golbet, che aveva trovato il gol, poi subito la doccia fredda dell'1-1, proprio quando sembrava che i blu cerchiati stessero per arrivare al 2-0. Tubani si avventa sul pallone, poi la conclusione al volo di Princigalli.
Ancora proteste, stavolta la Golbet a non essere contenta della decisione dell'arbitro. La palla dall'altra parte. Opara richiama i suoi a difendere. Occhio lì! Marco! Rimessa battuta da Petrillo. De Michele prova a metterla dentro. Fine, pallone per Opara. Ancora l'Italia a centrocampo, Severini. Salta un uomo. Ancora Severini. Poi allarga, non c'è nessuno in mezzo in questo momento. Ecco il pallone proprio al centro, ma era solo stufa. Opara, lunghissimo. Il suo pallone. Ancora Princigalli. Princigalli prova a rientrare, poi Morezzi. Morezzi, De Francesco intercetta il pallone, poi Cerqua lo tiene in campo, rischia. Trova però anche un compagno in avanti, è Luca Severini. Poi Del Genio. Del Genio. C'è largo De Michele. De Michele prova a mettere il pallone in mezzo, Opara lo alza sopra la traversa. Calcio d'angolo battuto, allontana la Golbet, ma ancora l'Italia. Severini, la palla sul sinistro, lo prova, poi vorrebbe un fallo di mano. L'arbitro dice che è tutto regolare. Ora De Michele calcia col sinistro, Tubani a intercettare e poi riparte la Golbet. Solo per un attimo però, perché ancora l'Italia e ancora De Michele. Tubani che lo ferma, riparte, salta un uomo, salta il secondo. Poi taglia il campo benissimo per Princigalli. Princigalli col sinistro. Poi viene fermato da De Francesco. Morezzi. Tubani ha un po' di spazio. Però il pallone sul sinistro. Ecco che rientra sul destro, lo prova. Il palo e poi il rimpallo sarà calcio d'angolo Golbet. Ecco il calcio d'angolo Golbet, c'è Tubani. È chiuso però, non può provare la conclusione. Ancora passa in mezzo a due, incredibile. Poi col sinistro sopra la traversa. Capace di magie con il pallone tra i piedi Andrea Tubani. Caso di magie, ecco Luca Severini che avanza, poi scarica. Ancora dall'Italia con il numero 13. Qui sbaglia l'appoggio, c'è spazio per la ripartenza di Galassi. Tante lamentele da entrambe le parti, entrambe non soddisfatte dell'arbitraggio. Attenzione ora a Princigalli, non trova Galassi perché c'è De Francesco e poi il fallo subito da De Francesco, molto netto. Dai Marco, dai Marco! Sprecato qui questo pallone dall'Italia. Stufa. Mauro Morezzi. Galassi. Siamo al 18° minuto del primo tempo, 1-1 tra Alitalia e Golbet calcio 8. La capolista sta trovando pane per i suoi denti fino a questo momento.
una buona l'Italia, compatta e che con Severini lì davanti può mordere in qualsiasi momento. Severini che è sicuramente mancato nelle prime 5 giornate dove era squalificato. E Cerpa, il rilancio al volo, si prende dei rischi il portiere all'Italia. Severini qui subisce il fallo. Vediamo quanti uomini metterà in barriera Opara. Questa è già una distanza buona per Severini per cercare la porta. Lui che è capace di essere un micidiale da qualsiasi posizione. 2 in barriera, Princigalli e Morezzi. Severini contro Opara, il calcio di punizione, Opara si salva sopra la traversa. Ancora all'Italia, la conclusione al volo, rischio qui per la Golbet che poi esce con un fallo su Morezzi provvidenziale. Galassi chiama il pallone e lo riceve Morezzi. Morezzi tutto dall'altra parte, ma fa buona guardia la difesa dell'Italia. Ricordiamo orfana di Gimelli e Calcaro, 2 dei suoi leader storici. Ancora Golbet, Galassi avanza, il suo tiro cross è respinto e poi Cerqua chiama il pallone. Sembrato un degno sostituto finora Cerqua di Calcaro, non tanto per chissà quali interventi ma per la sicurezza che sta dando ai suoi. Morezzi qui si complica un po' la vita, attaccato da De Michele, poi arriva anche Del Genio. Morezzi bravissimo poi il Galassi a sbagliare il passaggio decisivo. A recuperare il pallone Princigalli con grande grinta, fa ripartire lui l'azione. Princigalli ancora, Princigalli è attivissimo. Dall'altra parte c'è Morezzi, subito al volo per Tubani. No, scusate, non era Tubani, Sterbini. Ancora la pressione se ne va, Del Genio sulla sinistra per l'Italia, contropiede Del Genio. Ancora l'Italia con il numero 32. Alcuni cambi per la squadra in maglia verde in questa fase della partita. Del Genio prova a far scorrere il pallone, è pressato, chiuso da 2, vorrebbe il fallo, non c'è secondo l'arbitro, allora sarà rimessa dal fondo Golbet. La pressione del numero 32 Masciangelo è fallosa su Stufa. Ora Golbet, la conclusione provata, facile per Cerqua. Severini qui di tacco sbaglia, riparte allora Sterbini. Morezzi, Galassi sulla sinistra in surplus. Ora De Francesco si disturba con un compagno, ma riparte l'azione dell'Italia da Severini. Severini con l'esterno. Masciangelo si fa vedere De Michele e poi prova la conclusione col sinistro, molto larga, non impensierisce Opara.
Ultimi minuti del primo tempo. È 1-1 tra Goldbet Calcio 8 e Alitalia Calcio. Tubani. Ora è Mauro Morezzi. Ha spazio davanti a sé, lo prende. Però è intercettato. Allora Luca Severini. Serve Masciangelo sulla sinistra. Entra in area molto alta. La sua conclusione col sinistro. Non è il suo piede. Opara a incitare i suoi quando siamo allo scadere della prima frazione. Dai ragazzi, oh, tranquilli, Documenti. Morezzi prova il tiro col destro, Cerqua la tiene lì. Poi rilancia i suoi. Severini riesce lo stop con il petto. Ancora Severini. Severini serve Masciangelo, stavolta il pallone sul destro. Lo appoggia un compagno, non riesce poi lo scambio. Ancora Del Genio. Del Genio si fa soffiare il pallone. Riparte la Goldbet per quella che forse è l'ultima azione del primo tempo. Galassi salta De Francesco che commette fallo. Questi sono i documenti, non te li devi prendere tu? Sì. Non so perché te l'ha lasciato a te. Perché non ti trovavo a te. Perché se mi tiravano nella squadra no. Non capisci, non capisci. È stato ammonito De Francesco per questo fallo su Galassi. Che continua a protestare sul pallone, c'è Mauro Morezzi. Due uomini in barriera per Cerqua. Morezzi pensa al cross, poi invece va con la conclusione altissima e con questo tiro finisce il primo tempo. Pronti a ripartire, qualche cambio per la Goldbet, è entrato Carboni, il numero 19. allora, portiere, C'è anche la novità Monteforte con il numero 24. Tubani per Galassi. Ancora Galassi. Tubani lascia scorrere dove però non c'è un compagno. Severini. Sulle sue spalle gran parte del peso dell'attacco dell'Italia. Galassi al numero 11, Stornelli. Tubani si accascia ma non c'è fallo secondo l'arbitro. Severini per il numero 27, ancora Severini, attenzione, prova la Veronica, fermato però da Sterbini. Sterbini gira per Monteforte, la conclusione che impegna Cerqua in due tempi, la blocca il portiere dell'Alitalia. Altro cambio, rientra Del Genio. Cerqua. Galassi prova la conclusione ma sbatte contro un avversario. Ora Del Genio attaccato da Galassi con fallo. Del Genio. Severini vuole trovare modo di liberare il suo destro. Ora rientra, non subisce fallo. Ora Tubani è 2 contro 1, adesso 3 contro 1, ma Tubani manca il passaggio decisivo.
si dispera il numero 7 che ha sicuramente i piedi per indovinare quel passaggio. Ricomincia Sterbini nel campo col sinistro verso il numero 11, poi lascia a Monteforte per Tubani va sul destro Monteforte, il tiro improvviso rischia qui l'Italia. Sterbini, Galassi stufa, attaccato da Del Genio, appoggia all'esperienza di Sterbini per Tubani punta l'uomo, lo salta, non è una novità, ancora Tubani, però insiste ed è premiato per la sua perseveranza il numero 20 Taroni. Del Genio, una conclusione forse più che altro per liberarsi del pallone. Occhio, oh, non allunghi però, Mirko, occhio, lasciate calci, mi stanno ammazzando. Ora Galassi, poi Tubani, occhio a Tubani in mezzo a 3 però fermato, riparte l'Alitalia. Severini da De Michele che prova la conclusione improvvisa, Michael De Michele poi commette fallo trattenendo un avversario. Ricordiamo De Michele, capocannoniere della sua squadra con 7 gol. Tubani subisce fallo anche lui. Avanza Carboni, conclusione, attenzione al pasticcio rischiato dall'Alitalia su un pallone che in realtà non era pericoloso. Ancora Carboni, Galassi, stufa Monteforte vuole lo scambio, lo ottiene, passa anche in mezzo agli avversari, ancora Monteforte, la palla che arriva lì e poi incredibile, Cerqua intercetta, erano 2 contro il portiere ma la Golbet non è riuscita a trovare il gol. Bravo anche Cerqua nel posizionamento. Galassi entra in maniera pulita su Taroni che prova a far ripartire l'azione ma Severini non arriva sul pallone. Golbet che ha sprecato la più grossa occasione del secondo tempo per portarsi sul 2-1. Sicuramente in mano blu cerchiata l'iniziativa, ma con Severini e De Michele là davanti può sempre succedere di tutto. Anche De Francesco adesso avanza, è dotato di un ottimo tiro, il numero 28. Attenzione perché adesso è scoperta la difesa della Golbet. Monteforte, Cerqua risponde e poi allontana la difesa dell'Italia. Aumenta la pressione Golbet, la capolista non vuole lasciare neanche un punto per strada. Sterbini, Stornelli sbaglia completamente, era Severini che però sbaglia a sua volta. Stufa, salta facilmente un avversario, poi però occhio al contropiede all'Italia. De Michele accanto a sé Severini, De Michele avanza, poi il pallone al centro allontanato da Carboni. Allora sarà calcio d'angolo all'Italia, partita che si intensifica nel ritmo e nelle occasioni. Ancora l'Italia, De Michele su De Francesco,
De Francesco avanza, prova la conclusione, quasi diventa un assist per Del Genio. Poi Opara lunghissimo. Monteforte può controllare il pallone, è attaccato da due, se ne va Monteforte, ha il pallone sul sinistro, lo prova, ma è molto lontano dalla porta di Cerqua. Occhio a Galassi. Mancino per un altro mancino, Monteforte. Monteforte ha ancora la conclusione, ma l'esito è lo stesso del precedente. De Michele, Severini. Severini. Si accentra, poi allarga sulla sinistra. Del Genio. Ancora per Severini, anticipato da Tubani. Severini, salta un uomo e subisce fallo. Avrà quindi occasione per liberare il suo destro sul calcio piazzato. Di nuovo Severini contro Tubani, una posizione centralissima. Si era quasi fatto sorprendere Tubani, Opara nell'occasione precedente, si era tuffato dalla parte sbagliata, aveva però recuperato con un riflesso dei suoi. Adesso 3 uomini davanti a Severini, sono Stufa, Carboni e Galassi. Ecco Severini, il tiro alto, meno buona del solito la sua conclusione, palla che è anche uscita nel parcheggio. Galassi si appoggia a Carboni. Carboni, il pallone alzato, respinge l'Italia, che riesce a difendersi comunque con ordine. Occhio però a Tubani, perché non c'è difesa che tenga contro il suo dribbling. Infatti De Francesco è costretto a un altro fallo. Gioca, zitto. Non andate in 10 là. Andiamo via da lì. Ancora un mucchio attorno al pallone, con le proteste dei vari giocatori. Tranquilli, Mico, giochiamo tranquilli. Sembra Monteforte incaricarsi della battuta. Sul pallone c'è anche Galassi. Vediamo. Galassi tocca per Monteforte, palla che poi attraversa la linea di porta e si spegne sul fondo. Andiamo. Altra grande occasione per la Goldbet. Prova a rispondere l'Italia. L'impressione è che il gol decisivo stia per arrivare, e eccolo infatti, con Monteforte, il numero 24, scarica al sinistro, non può nulla Cerqua. 2-1, Goldbet calcio 8. Andiamo insieme però, andiamo insieme. Si riporta in vantaggio la capolista, potremmo dire meritatamente, ma ha già creato numerose occasioni in questo secondo tempo. De Francesco lunghissimo, Opara la chiama e la prende. Tubani avanza sulla destra, non subisce fallo qui secondo l'arbitro. Cerqua
tiene anche il pallone in campo, anzi no. La rimessa è Golbet. Ma che è l'arbitro di rugby quello? Il gol, ma sta buoni però. E deve sta buoni, deve giocare. È andato. Qui la rovesciata. Pressione, pressione, pressione. Attenzione a Monteforte, ancora lui, stavolta col destro. Ha un'altra occasione, poi prova a lasciare a un compagno, ma interviene De Michele. Siamo 3 su. De Michele aggira su Severini. Severini chiuso. Interviene il numero 11 Stornelli a recuperare il pallone. Monteforte, l'autore del gol del vantaggio. Gira, è buona il pallone, adesso arriva Stornelli che col sinistro non trova la porta. Qui irregolare la rimessa. Riparte Cerqua, Taroni. Qui l'errore buffo dall'Italia, ma il pallone è ancora di Cerqua. Cerqua. De Francesco. Sale De Francesco. Scarica su De Michele. De Michele cerca un pallone in mezzo, ma è preda di Opara. Ben posizionato. Galassi. Sterbini. Stufa. Galassi. Sale Carboni sulla sinistra. Scambio con Monteforte. I due entrati nel secondo tempo. Effettivamente cambi azzeccati da Cencetti, visto che proprio Monteforte è l'autore del gol che in questo momento decreta la vittoria della Golbet. Occhio a Tubani, si porta il pallone sul sinistro per l'ennesima volta. De Francesco fa il muro sulle conclusioni della Golbet. Ora Stufa, fermato Severini. Severini, c'è il libero sulla destra del Genio. Non eccellente il controllo, deve ricominciare. Del Genio, poi prova il pallone dentro. Riparte la Golbet con Tubani che gira ma non trova il compagno Stornelli. Ora sempre De Michele. Lo aspetta la Golbet. De Michele prova allora il pallone verticale su Severini, ma manca lo stop, il numero 22. Stornelli, Galassi, Stornelli. Carboni. Sterbini. Ora Tubani non riesce a saltare l'avversario, riparte De Michele, doppio passo. Poi il passaggio per Severini. Severini riparte con la rimessa. Ancora Severini. Galassi molto lungo verso Tubani, finta il tiro, poi serve Monteforte con la testa, azione interrotta dalla difesa dell'Alitalia. De Francesco. De Michele avanza. Adesso la partita è un continuo ribaltamento di fronte. De Michele prova, Opara respinge e poi calcio d'angolo. L'Italia, il pallone alto, allontana la Golbet. Qui Monteforte prova a ripartire, fermato da De Francesco. De Francesco scambia, ancora lui, e poi commette fallo Stornelli. Sarà una nuova occasione per Severini per cercare la porta.
Pronto Severini. C'è un muro verde davanti a Opara per impedirgli di vedere il pallone. 4 in barriera. Severini studia la situazione, poi calcia direttamente sulla barriera. Allora il contropiede, 2 contro 1, Monteforte. Monteforte vuole fare tutto da solo, se la porta sul sinistro, il pallone scavalca il portiere sulla linea, salva la difesa dell'Alitalia. Che occasioni in contropiede. Morezzi per Galassi nel frattempo nelle file del Golbet. Ecco Morezzi che tocca il suo primo pallone dal rientro in campo. De Francesco libera verso Masciangelo. Masciangelo tiene il pallone, poi stufa. Sterbini stufa, Tubani, Morezzi, Stornelli, ancora stufa, Stornelli per Morezzi, Tubani, limite dell'area, salta un uomo, De Francesco lo attacca e gli ruba il pallone. Severini si appoggia per De Francesco, poi De Michele, ancora De Michele. De Michele prova col sinistro, Opara la accompagna con lo sguardo. Quasi 20 minuti di gioco, Golbet in vantaggio ma soltanto di un gol su una buona Alitalia. Qui l'erroraccio del numero 20 Taroni che concede un'occasione alla Golbet, soprattutto per guadagnare campo. Morezzi, stufa, Carboni affronta l'avversario, il suo passaggio diventa un assist dopo la deviazione di Taroni per Monteforte. Severini, dall'altra parte c'è De Michele, ancora l'Italia, Severini, non gli consentono chiaramente di avere spazio per calciare in porta. Ora De Francesco sul destro, poi sul sinistro da Severini. Severini poi non trova il compagno al centro dell'area. Ancora l'Italia, che però infine di Opara, Masciangelo a fare pressione. 21 minuti di gioco, non molla l'Alitalia. Occhio anche alla Golbet che qui riparte con stufa. De Michele poi commette fallo. Sul pallone Morezzi. Morezzi gioca corta. Stornelli. Il tiro Cerqua. Un calcio d'angolo. Rimane in attacco quindi la Golbet all'Italia, che avrebbe bisogno di guadagnare campo. Tiene il possesso invece la capolista. Monteforte guadagna un'altra rimessa laterale, la vuole tenere lì la Golbet.
Morezzi guadagna il calcio d'angolo facendo sbattere il pallone su Taroni. Ancora Morezzi in mezzo, Cerqua prende il pallone, allora avrà un'occasione l'Italia adesso per ripartire, ma pallone che va direttamente da Opara. Ora è Carboni, Morezzi gira per Stufa. Quando mancano meno di 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, e ancora Golbet con Tubani, sta riuscendo a non soffrire la squadra blu cerchiata. Ora prova l'attacco l'Italia con De Michele. Gira per Mainella, il pallone alto, ancora una volta Opara fa buona guardia. Morezzi, Stornelli, Tubani per Stornelli. Tiene ancora la palla la Golbet, la sua miglior difesa in questo momento, e poi qui Carboni però sbaglia il passaggio. Ultimo minuto di gioco, 2-1 per la Golbet. De Francesco sale da Severini, il capitano, attaccato da Carboni. Ancora Severini, forse cerca il fallo. Severini tiene il pallone, cerca un compagno. Mainella, appena entrato per questi ultimi minuti. Poi De Michele subisce fallo al limite dell'area. E chiaramente le proteste della Golbet, consapevole che da quella distanza Severini può far male, malissimo. Pino, dici di recuperare, abbiamo giocato, io vado Pino, io vado. Proteste prolungate. Di fatto è scaduto il tempo regolamentare, ma sicuramente si dovrà recuperare. Barriera precisamente sulla linea del limite dell'area. Severini sul pallone, sono 5, anzi no, 4 gli uomini in barriera per la Golbet. Una selva di giocatori in maglia verde davanti attorno a Opara. Severini, il destro, la conclusione deviata da De Francesco e quindi sarà rimessa dal fondo. Opara, c'è Monteforte da solo, è salita tutta l'Italia. Eccolo Monteforte davanti a Cerqua, prova a saltarlo e poi tira con il sinistro largo. Ultima occasione forse per l'Italia, il rilancio lungo. Stufa, prova a allontanare e poi il fallo di De Francesco.
Terbini per Monteforte, è finita la partita, la Golbet continua la sua striscia vincente, 8ª vittoria in 8 giornate, messa in seria difficoltà dall'Italia ma alla fine riesce a portarla a casa con il gol di Monteforte.